Ecco la sigla, signori. Queste immagini sono quelle che ci ricordano gli anni, i momenti, i giorni della fondazione. Immagini corali dove partecipa la comunità vittoriese, la comunità di Verevine Lago, la comunità di Tarzo, la comunità di Sarmede, dove il mondo mesulano si raccoglie e si stringe attorno a uomini famosi a quel tempo, a uomini importanti, alle medaglie d'oro storiche, ai padre Tandura e figlio Tandura, a quelle persone che avevano dato caranto, grinta, motivo di orgoglio, avevano riempito il senso e il significato di Vittorio, nata nel 1866 tra Ceneda e Serravalle, e poi dedicata al Veneto con la fine della Prima Guerra Mondiale. Le autorità presenti, voi tutti meritate però una più degna presentazione di questa occasione, ed è per questo che invito Francesco Introvigne, presidente in pectore della sezione di Vittorio, a salire per il saluto formale ufficiale a quella che doveva essere una semplice presentazione di un libro e che invece, grazie al nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, si è trasformata in un'occasione davvero importante e significativa di incontro tra uomini e uomini. Buonasera, autorità tutte, gentili ospiti, grazie, un benvenuto di cuore da parte mia a Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia. Ce lo dirà dopo, signor Sindaco. Allora, permettetemi di far uso anche di qualche appunto per non perdermi in rivoli di parole inutili, ma anche per non perdere qualche concetto, qualche considerazione che ritengo opportuno, ecco, sottoporvi senza peraltro tanto o troppo tediarvi. Siamo qui ai piedi del Bosco delle Penemozze, ove domani celebreremo la prima volta in forma solenne il 50° della fondazione. Ringrazio e saluto innanzitutto il sindaco di questa opulenta comunità, la dottoressa avvocato Cristina da Soller, che gentilmente ci ospita in questo teatro. Questo parterre des rois mi mette, non troppa, ma insomma avete già capito che un po' di soggezione sì, mi suscita emozioni forti. Quello che posso, quello che sento di esporvi, non solo a nome mio, ma della sezione tutta che ho l'onore di rappresentare, di presiedere, ecco, in questo periodo, e soprattutto tanta gratitudine nei confronti vostri. La vostra presenza ci inorgoglisce, ci fa dimenticare tanto tempo e tante fatiche passate tra le sudate carte che vanno a comporre l'opera che stasera vi presentiamo, e l'opera è questa qui che sta al mio fianco. Consentitemi di citare anch'io alcune figure di eccellenza qui presenti, che sento il dovere di ringraziare particolarmente. Credo, sono certo, non solo a nome mio, ma anche a nome di tutti voi, ma non solo di voi qua presenti, perché tutti quelli che avrebbero potuto e voluto esserci non ci stanno per le note problematiche. Innanzitutto il signor generale di Capo Armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, che tante significative esperienze ci ha consentito di vivere accanto ai giovani alpini, ormai troppo pochi giovani alpini, ma sono quelli in servizio. E poi il nostro presidente nazionale, Sebastiano Favero, il cui tratto ha vergato una pagina dei nostri ricordi. Con lui alcuni consiglieri nazionali e i colleghi presidenti delle sezioni contermini che sono già stati menzionati prima da buon Nicola. Il vicepresidente Giampaolo De Luca di Banca Prealpi San Biagio, una eccellenza del nostro territorio e non solo, che ci ha aiutato non poco, questo istituto, a dare alle stampe questo nostro libro. E poi, ne sono certo, una grandissima sorpresa coronerà questa nostra significativa serata e stiamo tutti in attesa.
Il nostro libro, dicevo, i 90 anni di storia degli alpini della nostra sezione di Vittorio Veneto, nata appunto nel 1931, il 24 maggio. Vittorio Veneto, una sezione piccola nel novero nazionale, ma che porta il fardello di un grande nome. La città di Vittorio Veneto è la città della vittoria, ma è divenuta subito dopo anche la città della pace, ed il suo nome nella toponomastica italiana è secondo solo a Roma. Ringrazio il sindaco della città di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto, qui con noi anche lui, ed è venuto a portarci il saluto non solo della città di Vittorio Veneto, decorata di medaglia d'oro, ma anche il saluto degli altri 10 sindaci, credo tutti qua presenti, che costituiscono, presiedono le amministrazioni del nostro territorio su cui insiste appunto la sezione, quindi 11 comuni e poi dove operano i 19 gruppi della nostra sezione appunto. Il libro, dicevo, nel raccontare la vita dei nostri alpini, bene e diffusamente radicati in tutti gli ambiti del vivere civile, sociale e religioso nelle nostre comunità, traccia la storia della nostra terra, dei nostri avi, del nostro territorio, delle buone e tristi vicissitudini vissute in guerra e in pace. Fa, come è giusto, doverosa memoria di chi ci ha preceduti, di chi ci ha donato la propria vita per la nostra pacifica esistenza, di chi ci ha indicato la giusta via da percorrere. È nostro dovere, nel ricordare e onorare il passato, impegnarsi al meglio nel nostro presente per dare un buon esempio alle nuove e future generazioni, soprattutto in un periodo difficile come questo, segnato purtroppo dalla pandemia, ma anche dai lampi e dai tuoni di nuovi e cruenti conflitti. Grazie dunque a chi ci ha dato la possibilità, non certo esaustiva, ci mancherebbe, di conoscere e conoscerci meglio, di fissare ad imperitura memoria, su carta pregiata e in una veste tipografica altrettanto pregiata, meno così mi si dice, il tempo che inesorabilmente scorre e che diversamente tutto dimentica e cancella. Grazie al compianto professor Gino Perin, già nostro presidente, che ci ha provato nel 1995 a darlo alle stampe. Grazie al centro studi sezionale e ai collaboratori tutti che hanno raccolto e messo a buon frutto l'eredità di Gino Perin. Grazie alle grafiche Marchesini di Angiari che hanno sostenuto e reso possibile la pubblicazione di quest'opera, da non relegare certo, io aggiungo di mio, in un angolo polveroso delle nostre biblioteche. Grazie Nicola, che conduci e dai colore a questa serata. Grazie a Giovanni Lugaresi, che ci propone una sua, son certo qualificata, recensione. Grazie ancora a voi tutti. Buona serata e buona lettura. Grazie Presidente per questa apertura, saluti istituzionali dovuti. Francesco rappresenta ormai da un anno prima la Dunata del Piave e la sezione di Vittorio Veneto, il lavoro che ha contraddistinto il suo team, le persone che lo circondano, è stato un lavoro intenso, efficace, un lavoro mai volto a se stessi, sempre guardando all'armonia e alla possibilità di costruire qualcosa. E questo qualcosa, guardate, io da quassù ho una bellissima immagine. I presidenti delle sezioni trevigiane, Marco Piovesan, Gino Dorigo, Massimo Burol, seduti a fianco proprio per suggellare e significare questo concorso e questa armonia. Certo c'è Belluno insieme con noi, ci sono i rappresentanti delle sezioni contermini, penso a Bassano, penso a Feltre, penso a Pordenone,
tutte vivono in simbiosi queste realtà. Una realtà in particolare è quella del Bosco delle Penne Mozze. Abbiamo ricordato prima la signora Gabriella, ma domani sarà il giorno dedicato al bosco. Oggi è il giorno dedicato alla storia della sezione di Vittorio Veneto e per fare questo permettetemi di non incorrere nei miei soliti svarioni. Tolgo gli occhiali e leggo anch'io. Noi siamo fortunati come alpini, abbiamo una trasversalità che è straordinaria, questa ci viene riconosciuta da molti e il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero è sempre riuscito a coltivarla e a raccogliere il meglio di questa trasversalità. Una persona che da tanti anni, davvero tanti anni, vive con noi la nostra realtà in forma assolutamente disinteressata e disincantata è Giovanni Lugaresi. Giovanni Lugaresi è emerito amico degli alpini, giornalista, saggista, memorialista, vincitore dei premi Guidardello, assegnato di anno in anno dalla Camera di Commercio e Un'Industria di Ravenna al giornalista che ha meglio saputo raccontare la vita sociale della società, la vita della società ravennate, giornalista dell'anno per l'Associazione Nazionale Alpini, ma soprattutto gentiluomo. Giovanni Lugaresi, a lui abbiamo chiesto di promuovere una recensione critica di questo volume sui 90 anni della sezione di Vittorio Veneto e siamo davvero onorati e felici che abbia accolto questo invito. Giovanni, benvenuto e ben trovato. Tu sei sempre stato scevro da qualsiasi titolo. Oggi si dice volentieri dottor. Insomma, lui ha sempre rifiutato assolutamente, dice no, io sono un giornalista indipendente, ho lavorato per tanti anni al Gazzettino, per tanti altri giornali, a tante altre testate e scrivo ciò che voglio come lo voglio. E quindi sentirete dalla sua voce, a volte è caustica, altre volte tenera e dolce, ma sempre puntuale. Fra i segni concreti, cioè visibili al pubblico, delle penne nere vittoriesi, nelle 30 adunate nazionali dell'ANA, alle quali ho partecipato come cronista del Gazzettino, ne ricordo 3. Il concerto del coro diretto dal maestro Efrem Casagrande nella storica chiesa degli Eremitani, Padova, 1976. La sfilata proibita, ma riuscitissima, degli ultimi muli militari della disciolta Brigata Cadore, acquistati all'asta da Tony De Luca e con lo sconcio honoris causa, come mi piace chiamarlo, Giovanni Salvador, Treviso, 1994. Il dispiegamento in tante sfilate di un enorme 5 metri per 15, mi hanno detto, a razzo tricolore, orgogliosamente sollevato nel passaggio davanti alla tribuna d'onore dai soci del gruppo Val Lapisina. Segni visibili dunque, ma dietro ai quali ci sono valori ideali, storia e memoria. Quelle storia e memoria che sono nel DNA delle penne nere in generale e di quelle di Vittorio Veneto in particolare, considerando questo volume scritto a più mani che in 429 pagine e con oltre 400 immagini sintetizza 90 anni di vita di una sezione non grande, come è stato peraltro detto prima, 19 gruppi, 2786 soci a tutt'oggi, e che è però un tutt'uno col territorio. E se un grande poeta romantico dell'Ottocento esortava gli italiani alle storie,
Ebbene, la loro storia, che è poi appunto storia anche di una terra e di una popolazione, le penne nere vittoriesi l'hanno ben scritta. Questo volume, che vediamo in elegante veste grafica, viene poi a conferma di un convincimento. La presenza degli alpini in congedo oggi si manifesta sul piano di un generoso volontariato e su quello della cultura. Non diversamente, una pubblicazione, risultato di ricerca paziente attraverso cronache di giornale, lettere, documenti vari, testimonianze orali, è un fatto di cultura. E questo volume è stato concepito e realizzato in questa ottica, a prezzo anche di sacrifici derivanti dal periodo di pandemia in cui gli autori si sono dovuti muovere. Dai soci fondatori nel 1931, Gino Ormellin, Lorenzo Daniele, Alessandro Tandura, Fante, primo paracadutista al mondo in guerra, alpino, medaglia d'oro al valor militare, come lo sarà alla memoria più tardi il figlio Luisino, reduce di Russia, eroe nella Resistenza, Lino Vascellari, Ernesto Azzalini, per fare qualche nome, a un oggi col volitivo presidente Francesco Introvigne, di attività intense e appassionate, i 90 anni della sezione si dipanano attraverso presenze fattive sia a livello locale sia a livello nazionale e oltre. Ma consentitemi un ritorno, per così chiamarlo. Fra i nomi precedentemente citati spiccano ovviamente i Tandura. A loro nel libro è dedicato un ampio spazio, e non a caso ovviamente, perché alle 2 medaglie d'oro di padre e figlio Alessandro e Luigino vanno aggiunte 4 argenti, 3 bronzi e 5 croci al merito di guerra per il mitico Vecio. E così ecco la famiglia certamente più decorata d'Italia. Gli autori di questa pubblicazione si sono rifatti, come diceva prima il presidente Introvigne, al lavoro avviato nel 1995-96, ma poi interrotto per varie difficoltà, da un gruppo di soci capeggiati da Gino Perin, un grande Vecio mancato lo scorso anno, per quella che doveva essere la storia del 70° della sezione. Ma approfondendo, ricercando ulteriormente, studiando e quindi molto aggiungendo ovviamente. Interessante è poi il riferimento al contesto sociale, politico, urbanistico di una Vittorio Veneto uscita stremata dalla Grande Guerra, quindi con problemi di disoccupazione fra gli altri, ma anche con forti propositi di una rinascita attuata sia grazie a un commissario prefettizio illuminato quale Vincenzo Taormina, sia alla operosità di un assetto cooperativo consapevole. Ma procediamo per spigolature, per così dire, in questa lunga e intensa storia. Il famoso coro Anna di Casagrande, di cui ho detto, al quale altri 2 nel tempo se ne sono aggiunti, con diverse iniziative musicali in loco e non pochi concerti anche all'estero. Quella sorta poi di epopea minore, certo, ma pur sempre tale, rappresentata dal reparto Salmerie con Iroso, ultimo quadrupede morto quarantenne pochi anni fa, ispiratore fra l'altro di nobili pagine e di una significativa canta. E qui permettete al vecchio cronista di tornare ai ricordi personali. Treviso 1994. C'è nell'aria un rincorrersi di voci sui muli. Sfileranno, non sfileranno. Le notizie vanno verificate
E quale migliore verifica se non quella di attingere direttamente dal presidente nazionale Leonardo Caprioli. La risposta alla richiesta del cronista fu un no secco, così motivato. I muli potrebbero creare disordine, qualche incidente. Meglio essere prudenti e non farli sfilare. L'attesa, dunque, fra gli addetti ai lavori e fra gli alpini, giunto il momento, era carica di incertezze, curiosità. E, alla fine, eccoli, i magnifici muli, col loro carico militare, procedere lentamente, condotti dai loro sconci, dentro un quadrato di robuste funi, seguiti da altri sconci provvisti di ramasse, badili e secchi per ogni evenienza. Fu un tripudio di applausi lungo il percorso e dalla tribuna d'onore, dalla quale Caprioli salutò portando la mano alla visiera. Quella sorta di colpo di mano attuato da Giovanni Salvador, Roberto Dall'Antonia e De Luca, ovviamente, era peraltro giustificata, per così dire, da un cartello recante la scritta «Scusaci, Presidente». A fine sfilata non potevo non tornare da Caprioli e dirgli «Allora, ha visto?» E lui senza scomporsi. Questo dimostra che anche quando disobbediscono, gli alpini le cose le sanno fare bene. E l'indomani avrebbe inviato un messaggio scritto: perdonati. Impareggiabile Caprioli. Scusate la digressione, ma mi pareva opportuna in questo clima di festa che ci riporta ad altri momenti significativi della sessione. Gli interventi di volontariato sul fronte della solidarietà non si contano. Dalla presenza nel Friuli martoriato dal sisma del 1976 a quella nell'operazione Sorriso per la costruzione dell'asilo a Rochos, e poi presenze per altri terremoti, alluvioni, e qui piace ricordare quella sorta di francescano fioretto alpino, come l'ho definito una volta, in Assisi, per la ricostruzione con i commilitoni di Conegliano del convento delle Clarisse di San Quirico dopo il sisma del 1998. Di tempi recenti, uno splendido monumento all'alpino e al mulo, opera dello scultore feltrino Antonio Bottegal, fa bella mostra di sé. E da sempre la testimonianza di un impegno della sezione per restauri, rifacimenti di edifici storici, religiosi e non, comunque cari ai vittoriesi. Ancora, l'organizzazione di raduni, da quello regionale del 1931 al recente Triveneto del 2018 per il centenario della vittoria e della fine della guerra, nonché un campo a scuola in Cansiglio per giovani e via elencando, dallo sport alla cultura, alla protezione civile. Basta scorrere le pagine del volume. Procedendo poi rapidamente, va evidenziata quella significativa realtà all'insegna della memoria che è il Bosco delle Penne Mosse nella Valle di San Daniele, qui vicino, definito una volta dal compianto Beppe Parassini una grande cattedrale a cielo aperto. Quel bosco, ideato e voluto dal trevigiano Mario Altarui, realizzato dal gruppo locale, dalla sezione, da Giulio Salvadoretti, uno dei mitici presidenti di questa sezione. Un ambiente che in seguito ha ampliato la sua dimensione,
sia per il numero dei caduti, oggi sono 2405 ricordati, sia per il coinvolgimento delle altre sezioni della Marca, Treviso, Conegliano, Valdobbiadene. E qui non possiamo dimenticare un'altra nobile figura di alpino andato avanti pochi mesi fa, Claudio Trampetti, appassionato, fedele cultore del bosco, in questo bosco nel quale troviamo peraltro anche la testimonianza per la realizzazione delle prime stele dello scultore Simon Benetton. Ma non soltanto in questa, bensì in diverse altre operazioni realtà recanti il marchio dello scarpone alpino vittoriese, si è rivelato un esemplare spirito di collaborazione con le altre sezioni della Marca, frutto della condivisione di idee e valori propri dell'ANA e dunque di presidenti e consigli direttivi di sezioni capaci di promuovere e aggregare attraverso a loro tanti alpini, pur con il loro distinguo e le diverse sensibilità. Riassumendo, Bosco delle Pene Mosse, Operazione San Quirico, Campo Scuola, Adunata Nazionale del Piave, Coralità delle Penne Nere della Marca, sono il risultato di questa, chiamiamola, attitudine a promuovere e pensare in grande insieme. Attraverso i tanti capitoli, il libro ci propone molte belle figure di presidenti, semplici alpini e di taluni definiti alpini senza cappello, ma alla sezione legati e della sezione operosi collaboratori. Diciamo Mario Cecilian, primo presidente della rinata sezione, Lorenzo Danieli, Isidoro Carnielli, Tommaso De Polo, nel cui locale alla taverna si ritrovarono nel secondo dopoguerra per rifondare il sodalizio, il mitico presidente Giulio Salvadoretti, nonché Tomasella Giacomino. La dice lunga questo applauso su questo straordinario uomo amico degli alpini, veramente amico degli alpini. Non vengono tralasciati anche certi momenti critici, come è giusto che sia, come quello del secondo dopoguerra, che vide la rinascita del sodalizio fra indifferenza se non ostilità, caratterizzato peraltro dal coraggio e dalla passione di uomini reduci di Russia come Palmo Ruggio e Giuseppe Armellin, che nel 1953 tenne una memorabile conferenza su Nikolaevka e la campagna di Russia. E poi, col passare del tempo, la popolazione vittoriese si è ben resa conto di quale ricchezza rappresentasse, e oggi continua a rappresentare, la presenza delle penne nere in congedo. Non è estraneo al popolo degli alpini l'elemento religioso, per così dire, e così è per la sezione di Vittorio Veneto, nella cui storia troviamo cappellani ed episodi toccanti, come quello della croce lignea ortodossa ottocentesca, portata in patria dall'ufficiale medico reduce di Russia Alfonso Palatini e che, a suo tempo restaurata, è custodita nel Sacrario delle Bandiere. È nel segno di questa croce che si conclude la storia dei 90 anni della sezione in pagine che non trascurano nulla, come detto, preziose sotto tutti i punti di vista, dalla grafica ai contenuti. Non un romanzo, certo, con fantasie e ricercatezze formali, ma la concretezza delle cose vissute, degli eventi partecipati, delle figure di persone frequentate,
soccorse, aiutate. A confermare infine l'assunto iniziale di una simbiosi fra Pennenere Vitoriesi e popolazione non può sfuggire all'occhio del lettore, con un'eccezionale presenza nella donazione del sangue, la serie di targhe di strade intitolate ad alpini che sono andati avanti, fra i quali le medaglie d'oro Annibale Pagliarin, Giovanni Bortolotto e ovviamente i Tandura, la cui memoria è patrimonio morale e spirituale della comunità. La storia, peraltro, fa parte della letteratura e la letteratura a volte si identifica con la vita. Si vedono gli esempi di Prezzolini e Guareschi ed è questo il caso, come testimoniato dal volume che abbiamo davanti, appunto, degli Alpini Vitoriesi. Esemplare volume, cioè modello di come si affronti una storia e di come questa storia la si possa raccontare, all'insegna di uno stile oggi raro, ma che gli alpini hanno mantenuto e che quelli di Vittorio Veneto non potevano non testimoniare attraverso il lavoro di Giuseppe Ballestini, Maurizio Casetta, Carlo Dalla Fontana, Valentino De Nadai, Tiziano Griguolo, Federico Gusatto, Gino Savioli, attivissimi nel centro studi sezionale. Onore a loro dunque per questa straordinaria impresa. Post scriptum o post dictum. Chiedo scusa per la sintesi di questo intervento. Il volume avrebbe meritato ben più tempo per poter sottolineare tanti altri interessanti, eloquenti particolari di uomini ed eventi, ma nei tempi assegnatemi, e io nei tempi mi contengo, di più non potevo dire. Grazie. Grazie Giovanni. Ti prego di rallentare la tua corsa, mezzo secondo solo, fermati Giovanni, mezzo secondo solo. Vorrei che Maurizio Casetta, che è il coordinatore del centro studi sezionale, ti rendesse omaggio con la consegna di una copia numerata di questo meraviglioso libro che così bene ci hai rappresentato. Grazie a te Giovanni, davvero le tue qualità e la tua disponibilità rendono merito e danno veramente senso alle nostre opere, alle nostre attività. Troppo spesso si scambiano i nomi, si confondono presidenti anziani con presidenti in pectore, troppo spesso si lascia correre. Nei nostri giornali gli articoli appaiono e creano sempre un po' di disorientamento. Non riusciamo a capire se si parla del ieri, dell'oggi oppure del domani. Speriamo che davvero molti prendano la via e imitino la professionalità e la grandezza nella modestia del nostro Giovanni Lugaresi. Grazie ancora. In tutto questo non abbiamo fatto un accenno alla protezione civile. La protezione civile è una pagina, non voglio dire a sé, anzi tutt'altro, è una pagina importante, importantissima per la sezione di Vittorio Veneto. Attraverso la protezione civile Vittorio Veneto ha costruito un senso e ha dato un significato alla propria attività e alla propria quotidianità. Per comprenderla meglio ci guardiamo questa clip.
un saggio delle ultime attività messe dispiegate nel territorio di Vittorio Veneto e delle comunità contermini. Ricordo a voi tutti che in anni ben poco distanti, mi pare 2 anni fa, una attività dimostrativa è stata proprio svolta grazie alla disponibilità del Comando Truppe Alpine e del comandante Claudio Berto qua a Cison, con la rappresentazione di un modulo operativo che legava l'attività del soccorso civile insieme con le squadre di soccorso militare. Fu una mattinata, un sabato davvero interessante, particolarmente vissuto dalle scolaresche e goduto da tutta la comunità cisonese, che tra lo stupore di una B205 che si muoveva a sbalzi nelle nostre colline e la discesa di un soccorso dal castello di Cison ha ben rappresentato la capacità di integrare funzioni civili con funzioni tipiche e classiche del mondo militare. Davvero una grande giornata. Dicevamo un piccolo spaccato perché oggi la sezione di Vittorio Veneto vanta tra le proprie fila il coordinatore nazionale della protezione civile. Follinese è qua insieme con noi, l'ingegner Dabroi, e allora vorrei che si presentasse sul palco. È una delle preziosità, delle gemme che adornano la corona di spine, dice il nostro presidente sezionale, che rappresenta le fatiche della sezione di Vittorio. Ed anche qua prego il coordinatore del comitato del centro studi della sezione di porgere un libro al nostro coordinatore nazionale della protezione civile. Grazie. È un gesto semplice certamente, ma vuole rappresentare l'attenzione, l'affetto, la considerazione che il mondo alpino di Vittorio Veneto e nazionale ha nei tuoi confronti. Grazie. Abbiamo parlato di comunità. Con noi il sindaco di Vittorio Veneto, Toni Miato. La sezione alpini di Vittorio, con i suoi 19 gruppi, rappresenta l'areale del mandamento pretorile ottocentesco della pretura di Vittorio Veneto. 10 municipi, tante comunità, un mondo variegato con anche la convivenza con la sede vescovile millenaria. Quindi una complessità di rapporti e di interessenze davvero particolare. Al dottor Miato il compito di rappresentare all'unisono i colleghi sindaci in questa giornata così particolare per la sezione di Vittorio. Infatti io in genere sono uso farmi delle note per i miei discorsi soltanto nelle grandi occasioni, e questa è una grande occasione, per cui anche se mi è stato raccomandato di essere breve, io mi sono fatto delle note. Quel che c'è da dire, oggi o mai più. Buongiorno, dal sindaco di Vittorio Veneto ho l'onore di rivolgere a voi tutti presenti il saluto caloroso da parte di tutti noi sindaci dei comuni ricompresi dalla sezione di Vittorio Veneto. Il 90° anniversario della fondazione della sezione vittoriese degli Alpini è una ricorrenza significativa non solo per voi alpini che vivete la vostra condizione, ma anche per tutti noi che godiamo della vostra presenza e della vostra opera. 90 anni durante i quali non è mai scemato il vostro impegno con i vostri presidenti che uno dopo l'altro vi hanno sorretti e condotti fino ad oggi con efficacia e soddisfazione di tutti. Mi permetta a questo punto l'attuale presidente di ricordare un suo predecessore che resse la presidenza per ben 25 anni, sto parlando del dottor Giulio Salvadoretti, che individuava negli alpini quel baluardo che con la sua opera e memorie doveva rappresentare una presenza salvifica per la società intera.
Domani varrà la pena di ricordare le esatte parole che il dottor pronunciò all'inaugurazione proprio del Bosco delle Penemozze, perché poeticamente contengono questo prezioso concetto. E gli alpini della sezione di Vittorio Veneto per tutti questi anni hanno operato puntualmente fra la loro gente nella nostra pedemontana secondo le loro finalità istitutive, ovvero salvaguardare e perpetuare la tradizione alpina, curare i vincoli di fratellanza fra alpini a riposo e attivi, avvicinarci alla montagna e al suo ambiente con particolare attenzione alle nuove generazioni, appartenere al volontariato e alla protezione civile in ogni luogo, mantenendo sempre però la propria identità e autonomia. Della vostra presenza e attività io vi ringrazio ancora una volta e come ebbi modo di affermare in precedenti incontri, la vostra opera e la vostra presenza ci hanno plasmati nel tempo e oggi tutti noi ci sentiamo un po' alpini e non concepiamo più un mondo privo della vostra presenza organizzata, per cui è certo che continueremo a rivederci ancora per molti anni a tagliare nuovi e sempre più avanzati traguardi. Ancora grazie e viva gli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Vorrei che ci raggiungesse il presidente in pectore della sezione di Vittorio Veneto e vorrei che salisse sul palco anche il rappresentante della comunità di Cison che oggi ci ospita. Grazie Cristina per la tua disponibilità, grazie per questa raffinata intelligenza nel comprendere come più di Toni Miato non si potesse rappresentare in termini corali il senso della presenza degli alpini nel contesto dell'area mesulana. Vorrei che si avvicinassero i nostri... Ecco qua. C'è la consegna del libro da parte del presidente di Vittorio al sindaco Miato e al sindaco da Soller, ma so che c'è anche un gesto particolare che la comunità dei sindaci, delle amministrazioni dei 10 comuni che godono della presenza dei 19 gruppi appartenenti alla sezione e dei 2786 soci è stata preparata all'unisono, condivisa, e vorrei che questo ricordo per i 90 anni di presenza alpina venisse con un rullo di tamburi, con un applauso, perché non è sempre facile riconoscere agli altri i meriti. Troppe volte li si lascia alle intenzioni e invece in questa occasione c'è un gesto davvero particolare e significativo. Vorrei che proprio il sindaco Toni Miato ci ricordasse. Questa, Francesco, è per te da parte di tutti i sindaci e noi sindaci siamo particolarmente fortunati perché abbiamo una componente di gran sensibilità, la nostra componente femminile, al quale va il nostro ringraziamento. Grazie signori sindaci, molto onorato. Noi siamo sempre al vostro fianco finché lo saremo finché avremo forze. Grazie. Scusate, nel darvi il benvenuto a Cison anche da parte mia, grazie a tutti di essere qui, sono io che rubo 30 secondi per ringraziare il Presidente e tutti gli alpini della sezione per aver scelto Cison per questa serata e per questo libro, ma soprattutto per i suoi contenuti. Grazie per quello che fate sul territorio e la promessa che ci ha appena fatto è, secondo me, credo di parlare per tutti i colleghi sindaci, la nostra forza. Sappiamo che ci siete, sono stati 1 anno e mezzo difficile, ma vi abbiamo sempre avuto al nostro fianco e questo ci aiuta ad andare avanti. Quindi grazie davvero agli alpini per tutto quello che fanno sul territorio. Grazie signori sindaci, grazie a voi. Vi invito a riprendere il vostro parterre mentre il presidente di sezione rimane e io leggo quanto è stato scritto agli alpini della sezione di Vittorio Veneto,
portatori di alti valori etici e morali, testimoniati da 90 anni di presenza attiva su questo territorio. Va la gratitudine, il riconoscimento e l'affetto delle nostre comunità. 28 agosto 2021, le amministrazioni comunali. E allora il saluto corale all'amministrazione di Miane, di Follina, di Cison di Valmarino, di Tarzo, di Revine Lago, di Vittorio Veneto, di Fregona, di Colle Umberto, di Cordignano, di Sarmede. Grazie di cuore a voi per questo gentilissimo e nobile gesto. E Cappella Maggiore. Bisogna farla, no? Cioè, è il bello. Se non ne combina una non è contento. Naturalmente non date merito tutto a questo grand'uomo. È vero che è passato anche per essere l'uomo Sky, l'uomo no, l'uomo che conta i secondi, che ha l'orologio in mano, che detta legge nel calciomercato e tutto quello che ci va dietro. In realtà c'è anche chi nel corso di questi anni ha messo i mattoncini per costruire la casa, e se la casa è arrivata a questo eccellente, straordinario livello lo dobbiamo anche ai presidenti emeriti che invito a salire. Questa volta li cito nell'ordine dell'anzianità e vorrei che ci raggiungessero Dino Salamon, Angelo Biz e Donato Carnielli. Anche a loro il centro studi è onorato di poter consegnare un libro, ma qua, scusate, arriva un lampeggiante blu, la comunità alpina nazionale rappresentata dal presidente nostro Sebastiano Favero, la comunità militare oggi rappresentata dal generale di corpo d'armata, comandante delle truppe alpine Claudio Berto, è felice ed onorata di avere come ospite il generale Francesco Paolo Figliolo, comandante logistico dell'esercito e oggi anche in veste di comandante, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato. E noi continuiamo adesso. Si chiudano le tende che noi continuiamo per la nostra strada. Abbiamo, signor Generale, i presidenti emeriti della sezione di Vittorio Veneto. Presentiamo il libro sui 90 anni di vita di questa sezione. Abbiamo l'onore e la fortuna di avere con noi il comandante delle truppe alpine, che per noi è la continuità ideale. Quindi con la sua presenza adesso davvero siamo dei mussi in carrozza. Si dice così dalle nostre parti. Eccoli qua, gli emeriti presidenti della sezione di Vittorio Veneto, ognuno con la sua peculiarità, ognuno con il proprio stile, ha segnato una piccola parte della storia vittoriese. A loro vogliamo consegnare un libro, qualcuno direbbe se lo ha meritato. No, noi diciamo semplicemente che questo è un gesto doveroso, è un gesto di gratitudine. E cominciamo con Dino. Detto il presidente della transizione, Angelo, il presidente della rivoluzione, e poi abbiamo Donato Carnielli, un presidente che è stato a cavallo tra il servizio nell'Arma dei Carabinieri e il servizio con gli alpini. Una battuta Dino. Ma cosa devo dire? Non lo so. Ma
Per quanto riguarda la mia presidenza, giustamente ha detto, sono stato il presidente della transizione, cioè dei presidenti, quella volta che sono stato nominato qui presidente, ho detto che mi faceva tremare i polsi, sapendo di sedere su quella sedia, dove che quei presidenti prima di me hanno fatto la storia come combattenti e come presidenti. Nella mia presidenza l'unica cosa che posso dire è che sono stato fortunato di essere riuscito di fare il monumento all'Alpino che si trova a Vittorio Veneto. Grazie a tutti voi. Grazie Dino, grazie a te, grazie di cuore. Donato, ti passo. Niente, io sono succeduto subito dei presidenti importanti come Salvadoretti, Daniele, poi c'è stata la meteora del generale Giovannini e ho trovato una sezione già formata con delle iniziative già avviate. Sotto il mio periodo abbiamo concretizzato l'unità di protezione civile, è nato il reparto Salmerie grazie ai vari sconci e abbiamo cercato di dare anche un'attività culturale. Abbiamo portato avanti, spero, nella sezione del miglior dei modi. Vedo che se qualcosa abbiamo seminato, oggi abbiamo un buon raccolto. Grazie. Grazie Donato. Angelo. Beh, io sono considerato un rivoluzionario. Comandante, noi ci siamo conosciuti all'Aquila quando abbiamo fatto la casa, eri colonnello giù e adesso ti trovo qui da generale a 3 stellette. Comandante Berto, noi ci conosciamo, siamo stati su a Bolzano e a tutti gli altri un saluto. Diceva prima il buon Nicola che ho avuto rivoluzionario solo perché quella volta, il 15 di agosto, un sacerdote non ha voluto che leggessimo la preghiera e lì è venuto fuori un casino di quelli micidiali, perché in tutta Italia ne hanno parlato. A Milano ero uno di quelli che quando arrivavo, perché qui c'è il presidente, mi ha visto far diventare presidente di sezione e mi ha visto anche, è venuto anche quando sono andato via, tutte e 2 le volte, non è vero Sebastiano? A Milano mi chiamavano il presidente dei muli, perché ogni volta che andavo a Milano tiravo fuori, il mio discorso si basava sempre sui muli, perché io ho creduto, ma veramente col cuore, nel senso che ho fatto di tutto per farli venire nelle caserme, ho scritto perfino al ministero, c'era il comandante 2 volte prima di voi, come si chiamava, il generale Primiceri, il quale una volta mi ha chiamato e mi dice: sai che hai vinto la tua battaglia, il ministero mi ha dato l'ok per poter andare, e abbiamo parlato che siamo andati la prima volta su a San Candido per dare continuità a Vesti Benedetti Muri, dove abbiamo immatricolato e c'erano la mininaia, e abbiamo fatto conoscere ai ragazzi che non conoscevano, ma anche i stessi militari non conoscevano. Poi siamo andati a Belluno, 2 volte a Belluno, siamo andati in Cansiglio, abbiamo fatto tante uscite e abbiamo capito che il mulo era una cosa meravigliosa, anche per quelli che non conoscevano i muli proprio. Sì che sono passato anche per quello, però ho fatto anche tante belle cose. Sul libro c'è scritto, ho fatto la casa paganica di 400 metri, abbiamo inaugurato la sezione nella stazione di Vittorio Veneto, che l'abbiamo messa a nuovo, e poi è avanti. Poi ho trovato uno che mi ha sostituito per fortuna, perché non ce la facevo più, e l'ho messo in croce lui. Grazie. Grazie signori presidenti emeriti, grazie. Eccoci qua. E noi stiamo, come si suol dire, stiamo scollinando, ma non lo possiamo fare prima di aver presentato il team che ha realizzato questo libro. Il team di questo libro è stato realizzato dal centro studi della sezione di Vittorio Veneto. Sapete che in occasione delle commemorazioni
legate alla vicenda storica della Prima Guerra Mondiale, 90° e 100° anniversario, l'Associazione Nazionale Alpini, con un brillante progetto, decise di fondare il centro studi, che ogni sezione avesse un gruppo di lavoro capace di dedicarsi al recupero della storia minuta, delle vicende fini che avevano occupato tutte le nostre comunità, che avevano visto la generazione di allora, i ragazzi del 99, partire e poi diventare i nostri bisnonni, essere i nostri nonni, recuperare quella storia. Nasceva così nel 1998, il centro studi si vivificava nel 2008, cresceva nel 2018 con questo intento. Proprio grazie al lavoro di questo centro studi, in particolare quello della sezione di Vittorio Veneto, è nata questa pubblicazione. Chi sono coloro che si occupano di questa realtà? Li chiamo per nome: Giuseppe Balestrini, Maurizio Casetta, Carlo Della Fontana, Valentino De Nadai, Tiziano Griguolo, Francesco Gusatto e Gino Savioli. Sono loro i magnifici 7 che hanno costruito, realizzato, partecipato, faticato in nome del passato, nella volontà di cristallizzare il presente e nella speranza di lasciare una degna testimonianza per il domani. A loro non resta che la copia numerata, magari autografata dal nostro Presidente, per suggellare questo lavoro. Resta uno spazio piccolo davanti a voi per dire quanto è stato faticoso. Bene, buongiorno a tutti. Faccio subito una cosa fuori programma, nel senso che voi, dietro il nostro Presidente, c'è un libro. Questo libro qua, che è stato in bella mostra dall'inizio, è il suo. Quindi ho l'onore di darglielo. Ecco, bene, abbiamo detto una battuta veloce perché siamo in tanti, il tempo stringe e dobbiamo chiudere. Allora, io voglio ringraziare Giovanni Lugaresi, senz'altro, perché ci siamo sentiti praticamente 2 volte e con entusiasmo ha fatto la recensione del libro. Ovviamente Nicola Stefani, che non è servito nemmeno telefonargli, ha detto sì, lo faccio, ovviamente, quindi ok. No, mi è piaciuta la recensione, ovviamente, mi è piaciuto quanto detto da Nicola Stefani, mi è piaciuto quello che hanno detto le persone che già lo hanno letto il libro. Il libro non parla solo di alpini, parla di territorio, parla di società, ma parla soprattutto di uomini. Questa è la storia che noi abbiamo voluto raccontare dei 90 anni della sezione, del territorio, del mandamento l'ex mandamento di Vittorio Veneto, quindi da Miane fino a Cordignano, per cui spero che il nostro libro, come hanno detto, non mi dilungo nei meriti perché lo leggerete e poi lo hanno. Non voglio assolutamente dire qualcosa in più a quello che ha detto prima il nostro Presidente e dopo ovviamente Giovanni. Spero faccia bella mostra di sé e che soprattutto lo leggiate. Grazie. Grazie Maurizio. Il piacere per il Presidente di consegnarvi il libro a testimonianza della gratitudine per la vostra fatica. Grazie. Naturalmente, Presidente, fare libri non è facile. Ci vuole chi li realizza, chi li scrive, e mutuando una frase che un giorno ebbe a dirmi Giovanni Lugaresi, scrive chi ha qualcosa da dire. In un mondo dove tutti scrivono, lui giustamente mi disse: ricordati, scrive chi ha qualcosa da dire, gli altri evitino.
e consiglio da maestro, e qua qualcosa da scrivere c'era veramente, però insieme con chi scrive bisogna anche che ci sia chi edita, ed editare ha un costo. E allora permetteteci questo piccolo momento di ringraziamento. Vogliamo ringraziare di cuore due soggetti che sono stati particolarmente vicini alla sezione in questa impresa. Uno è un soggetto che merita una sottolineatura. Si tratta del gruppo Cassa Centrale Banca, CCB Credito Italiano, gruppo cooperativo. Banca Prealpi San Biagio ne è parte integrante. Probabilmente è anche l'istituto più rappresentativo nell'area veneto-friulana. Ha partecipato già come sponsor alla Dunata di Treviso, a maggior ragione alla Dunata di Trento, a maggior ragione alla Dunata di Milano. Anche in questo lavoro si è spesa, essendo banca del territorio, essendo la nostra vecchia Banca Prealpi, la banca di Vittorio Veneto, di Tarzo, di Revine, di Cappella Maggiore, essendo la banca delle nostre comunità. Ha voluto essere presente ed oggi con noi abbiamo il vicepresidente, eccolo qua, Gianpaolo De Luca. Gianpaolo De Luca oggi ha il compito di rappresentare questa nostra realtà. Non è la prima volta e io sono molto felice e onorato che oggi ci sia lui a rappresentare la banca, perché molti di voi lo conoscono e sanno benissimo chi è, sanno qual è la sua generosità e la sua disponibilità, ed anche la sua fermezza nel riconoscere i meriti e concorrere nell'attribuzione di beneficenze, di concorsi spesa e quant'altro è necessario per la vita dei nostri gruppi e della nostra associazione. Grazie, grazie di cuore, con grande riconoscenza e grande stima a Banca Prealpi San Biagio e al gruppo Cassa Centrale Banca. Un libro... Eccolo qua. E a concorrere in questa impresa c'è naturalmente anche un'altra bellissima istituzione economica, un'altra bellissima intrapresa, Grafiche Marchesini. E vorrei che un rappresentante delle Grafiche Marchesini, che tanto si è adoperata, tanto ha concorso nel sostenere le spese, la grafica, l'impaginazione, la sontuosità di questo volume, che farà veramente bella mostra di sé all'interno delle vostre biblioteche, e non sarà solo uno spaccato della storia di Vittorio Veneto, città della vittoria, ma sarà uno spaccato della storia della nostra Italia. A qualsiasi latitudine tu vada, dove c'è una sezione alpini, troverai la memorialistica, troverai la storia, troverai l'ingegno, la capacità di fare, di costruire gratuitamente, senza chiedere mai nulla. Ecco, la signora Elena, oggi rappresentante di questa bellissima realtà industriale. Grazie. Grazie, ben trovata e benvenuta. Il libro che voi avete visto e stravisto, credo che vi vada fuori dagli occhi, però riceverlo numerato e siglato dal presidente della sezione di Vittorio penso sia una piccola e gratificante soddisfazione. Siamo stati partecipi ed orgogliosi perché siamo stati proprio coinvolti in questo progetto. Grazie mille, vi ringrazio tantissimo. Ecco, se non si è sentito, siamo orgogliosi di aver partecipato in questo progetto. Grazie da tutte le Grafiche Marchesini. Là sopra c'è anche la mia collega Chiara Castiglioni, che si è occupata proprio dell'impaginazione grafica. Io ho seguito la parte produttiva. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie a Banca Prealpi San Biagio. Grazie a queste realtà produttive del nostro territorio che sono vicine al mondo degli alpini. Grazie di cuore. Abbiamo parlato prima di un collegamento tra la nostra vita ormai in disabillé, diciamo, ma noi abbiamo l'onore e il piacere di avere il comandante delle truppe alpine. Signor Generale,
Claudio Berto. È un grande onore per gli alpini d'Italia, per la comunità alpina di Vittorio Veneto, di Treviso, di Valdobbiadene, di Conegliano, di Belluno e per le comunità viciniori averla con noi. Grazie per essere qua, grazie domani per essere ancora con noi insieme con il generale Figliolo, grazie di cuore. Ci mancherebbe. Innanzitutto grazie perché questa attenzione nei miei confronti, questo affetto che mi dimostrate e soprattutto l'attenzione e l'affetto che dimostrate nei confronti degli alpini, del personale degli alpini. Parlando di sacrificio degli alpini non posso fare a meno di citare, naturalmente io sono uomo dei nostri giorni, il sacrificio, i morti e i feriti durante le missioni, per noi soprattutto nell'Afghanistan. Ecco, cito così dei nomi che mi vengono in mente perché sono quelli che io ho conosciuto personalmente, feriti, Cristina Buonacucina, Luca Barisonzi, Gigli, medaglia d'oro al valor militare. Ecco, questi sono gli alpini di oggi, erano gli alpini di oggi che sono stati capaci di fare le stesse cose che facevano gli alpini di una volta, che comunque erano più bravi per definizione. Ma voglio citare anche l'impegno, visto che c'è il commissario straordinario, di tutta la struttura comando truppe alpine anche per la pandemia. Ecco, per noi è stato un impegno veramente molto gravoso. È iniziato, devo dire la verità, senza neanche sapere bene cosa si doveva fare. In realtà all'inizio abbiamo mutato quella che era una struttura operativa, strade sicure, no? Quei ragazzi che vedete per strada, per isolare alcuni centri, vi ricordate benissimo, no? E poi è evoluta nel tempo, a seconda di quello che erano le esigenze, le minacce, i bisogni della nazione. Siamo passati a una fase di sanificazione, abbiamo tirato fuori dai nostri magazzini tutti gli impianti, tutte le cose, i sistemi che avevamo per fare la famosa sanificazione NBC, nucleare, biologica e chimica, che è tornata buona per questa occasione. E in questo caso posso citare il colonnello Tomasetti, che era il mio consulente personale su come si utilizzava queste cose che soltanto, diciamo così, chi è addentro all'esegesi della chimica può conoscere bene. Poi, diciamo, attraverso quello siamo passati a quello che erano esigenze più immediate. Il ministro ha chiesto di fare in tutta Italia, se vi ricordate, i 250 drive-thru, e noi li abbiamo fatti nel nostro territorio di competenza, ovunque fosse possibile. E poi adesso siamo nella fase della vaccinazione, qui insomma poi ce ne parlerà il commissario straordinario. Noi abbiamo dato il personale, tra l'altro noi abbiamo 2 luoghi militari dove si fanno ancora vaccinazioni, anche se è una cosa che sta entrando nella routine. Abbiamo una caserma in Piemonte e la caserma a Merano, luoghi militari in cui si facevano vaccinazioni. Personale militare che aiutava nella guerra, nella battaglia alla pandemia, il personale della sanità che è riconosciuto che fosse in prima linea. Ecco, a loro va il vostro ringraziamento, la vostra attenzione. Permettetemi una citazione finale al colonnello Tomasetti, ancora. Alla fine di tutto questo, 4 reggimenti delle truppe alpine riceveranno una croce d'argento al merito dell'esercito. Sono 2 reggimenti logistici, un reggimento del Genio e il 3° reggimento artiglieria da montagna. Grazie Tomasetti e grazie a tutto il tuo personale. Grazie a lei, comandante. Il libro. Signori, abbiamo il piacere di avere con noi il commissario straordinario, già comandante della Brigata Alpina Taurinense. Già emerito per le nostre truppe alpine, profondo conoscitore delle dinamiche delle nostre sezioni e dei nostri gruppi. Non ha mai rifiutato un bicchiere di Barbera o di Grignolino purché fosse buono. Abbiamo l'onore e la fortuna di averlo qua oggi e ancor più domani sarà insieme con il comandante delle truppe alpine, con il comandante del terzo da montagna e con le altre personalità, tra le quali Santo Marcianò, il nostro ordinario militare per l'Italia, sarà presente al Bosco delle Penne Mozze. Quindi davvero, signori, il piacere di ascoltarla. Mi dispiace, avevo fatto di tutto per farla arrivare
senta che per farla arrivare no, perché lei potesse arrivare nel momento in cui parlavamo di protezione civile. Allora, buonasera a tutti. Se sono arrivato tardi mi scuso, ma mi avevano detto di arrivare alle 18 e normalmente sono sempre puntuale. La cosa che più mi dà fastidio è fare aspettare, siano essi superiori, ma soprattutto se sono i miei uomini e donne, perché altrimenti si perde tutta la comunicazione che si vuole fare. Uno dice mi ha fatto aspettare e spengo, se non fosse altro per quello, a parte che bisogna essere corretti e noi alpini siamo sempre corretti. Intanto saluto le autorità, i nostri sindaci, il presidente Favero, chiaramente il padrone di casa, ma lasciatemi fare un saluto particolare al mio amico Claudio Berto e se posso, noi ci siamo nella nostra carriera intrecciati diverse volte, io ero più giovane da tenente, lui era già in taurinense, ma soprattutto io ho avuto il piacere e l'onore di fargli da vicecomandante di brigata proprio nel 2009, quando lui si preparava per andare in missione in Afghanistan, e io credo di aver dato il mio contributo per tutto l'approntamento, sia quello operativo ma soprattutto per tutta la parte logistica, visto l'esperienza che avevo in quanto venivo dal reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito. E anch'io mi accomuno a quello che ha detto Claudio Berto, il ricordo in questo momento va veramente a tutti i caduti, i 54, i 732 feriti, molti dei quali noi conosciamo. A me capitò un onere veramente impegnativo, gravoso, di andare spesso, andai io dalla vedova Gigli o da altri genitori, da altre persone, ricordo in Puglia, Pascazio, Abitetto, insomma delle cose davvero strazianti che uno non vorrebbe mai fare, però fanno parte di quella che è la nostra professione. Noi siamo andati là con degli ideali, avevamo una missione da compiere, io ero già stato nel 2004 in Afghanistan, in un altro periodo a Kabul, abbiamo fatto il nostro dovere, poi è chiaro che è sempre la storia che dà i giudizi, siamo qui anche per questo libro dei 90 anni di storia, noi siamo andati con tutto l'entusiasmo che avevamo, la nostra preparazione e professionalità, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per quelle popolazioni martoriate e sofferenti da decine di anni di guerre. Venendo a quello che si sta facendo adesso, quando sono stato nominato commissario, una cosa veramente inaspettata, e ho sentito un grande peso addosso, però non lo so se è un caso, ma essere alpino mi ha... Noi ci rimbocchiamo le maniche, siamo abituati a portare lo zaino e quando uno pensa a che cosa ha imparato quando è arrivato nelle truppe alpine, ha imparato che per esempio gli ufficiali, i comandanti mangiano per ultimi, perché bisogna essere sicuri che tutti quanti abbiano potuto mangiare. Quando si va in marcia normalmente in testa si mette chi è più debole, perché bisogna portarli tutti in cima e riportarli tutti a valle. Quindi questi sono un po' i principi guida che sembrano delle cose così, che mi hanno ispirato per fare il piano pandemico e poi avere dietro una forza come l'associazionismo, la protezione civile, ma l'Associazione Nazionale Alpini. Io vi posso dire che nei giri che ho fatto in tutta Italia, li ho visti sì nell'arco alpino, ma era ovvio vederli, ma li ho visti anche in Sardegna, dove ho rivisto tanti colleghi, tanti amici che, come ha detto prima, tolti diciamo, l'uniforme, erano sempre col cappello alpino, però, perché questo ci accomuna. Quindi voi ne avete parlato prima, poche parole, bisogna fare i fatti. E quando tutti dicevano, io dico, tanto poi parlano i fatti, e in questa campagna parlano i numeri, ma i risultati che abbiamo raggiunto, e guardate, su certe classi di età, ritengo che siamo tra i primi al mondo, perché fare il 94,5% di almeno una somministrazione agli over 80 e avere oggi il 91,5% di over 80 messi abbastanza al sicuro, perché poi sappiamo che le varianti hanno il loro corso,
non è da poco, ma questo è dovuto agli italiani, al sacrificio di medici, infermieri, operatori sociosanitari, la parte amministrativa, le regioni, e qui nel Veneto il Presidente Zaia sta facendo con i suoi un lavoro straordinario, ma molto anche all'associazionismo. E voi siete una delle espressioni massime, l'Associazione Nazionale Alpini, noi, perché poi anch'io sono dell'Associazione Nazionale Alpina, quindi e di questo è importante, davvero, davvero vi ringrazio. Poi questa attenzione agli ultimi, ai fragili, che uno c'ha dentro, perché probabilmente sono i valori che si instillano negli anni di servizio, che uno milita con questo cappello, e dicevo sempre, non basta averlo, bisogna praticarlo, professarlo, è emersa quando all'inizio mi sono accorto che queste vaccinazioni, per quanto non ne avessimo tantissime allora, non andavano dove dovevano andare, e quindi è nata l'ordinanza numero 6 del 9 aprile, proprio da un colloquio telefonico che ebbi col Presidente Draghi, che io dissi: Presidente, qui bisogna fare una direttiva, perché io non ricordavo di avere il potere d'ordinanza, no? E lui lo disse nella sua prima conferenza stampa: ho sentito Generale Figliuolo farà un'apposita direttiva, che mi scrissi nottetempo, poi l'abbiamo limata con i legulei, insomma, che poi c'è sempre il garante di qualsiasi cosa che può intervenire giustamente e ci ricorda che abbiamo sbagliato, e quindi uno cerca di coordinarle. Devo dire, anche con tutti i garanti, adesso era una battuta e non volevo essere offensivo, c'è sempre un bell'accordo, perché se uno fa le cose col cuore e poi dopo con la testa, le cose si fanno. Adesso non è un mio, cioè la campagna è la campagna dell'Italia, però l'alpinità c'è, e quando me lo chiedono ho approfittato di questo palcoscenico per dirlo. Poi vi ringrazio dell'invito, per me è davvero un piacere questa sera essere qua con voi, e visto che si ricordavano i 90 anni, io voglio ricordare che oggi mio papà fa 89 anni, e la cosa mi fa piacere. Grazie ancora. C'è Semo. È passata più velocemente di quello che potessimo immaginare. Anche in questa occasione abbiamo bruciato il tempo, e spero davvero che sia un tempo buono. Un tempo buono, un tempo di lavoro, un tempo di memorie, di opere e di prospettive. Signor Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. La filosofia del fare, eccola qua, la filosofia del fare. Grazie Nicola, intanto un saluto veramente ai sindaci che ho visto qui. Non vi cito per non sbagliare, per non fare la cappea che ha fatto Nicola, ecco, tanto per essere chiari. Un grande saluto e un grande abbraccio agli amici, lasciatemelo dire, generale Claudio Berto e generale Francesco Figliuolo. Perché vedete, tra noi alpini, e lo diceva prima il generale Figliuolo, tra noi alpini nasce questo sentimento di condivisione, che è la montagna che ce lo crea, perché giustamente ci fa capire che è insieme che si ottengono i risultati. Ed è questo il messaggio vero, il messaggio forte che tutti noi diamo. Io ho visto il trascorrere di questi 90 anni, caro Francesco Introvigna in questo caso, presidente della sezione. Ho visto l'impegno della sezione di Vittorio Veneto, che è poi l'impegno dell'intera Associazione Nazionale Alpini. L'ho scritto anche nella mia prefazione. Noi siamo un elemento importante, un segno importante
e lasciatemelo dire, la gente quando vede questo cappello, e non solo al nord, perché io sono stato tante volte anche al sud, perché abbiamo gruppi e sezioni anche al sud, quando vede questo cappello sorride e ci guarda con simpatia e con fiducia. Ed è questo un messaggio forte, ed è questo che noi dovremo continuare a fare, ed è questa la speranza del nostro futuro. Altri 90 anni per la sezione di Vittorio Veneto, ma altri 100 e tanti anni anche per l'Associazione Nazionale Alpini e con noi ovviamente per le truppe alpine. Adesso ci hanno detto di richiamarlo Corpo Alpino, a me fa piacere, faremo i 150 anni, ci sarai, non sarai più in armi, ma sarai con noi sempre, caro Claudio. E quindi io credo che è questo l'impegno che dobbiamo guardare al futuro. Però ecco anche un grazie a tutti coloro che hanno lavorato, hanno permesso di fare questo libro, da un lato a chi lo ha presentato al nostro, lasciatemi dire, grande amico Giovanni Lugaresi, che è sempre con noi da tanti anni, io lo conosco perché era amico di mio zio, quindi ti do un po' di anni, ma li hai, e quindi però vedete, è un grazie che noi dobbiamo esprimere, e dobbiamo esprimerlo veramente col cuore a tutti quelli che si impegnano. E caro Francesco, in questo caso figliolo, tu sei con questo cappello, e te l'ho detto anche in via riservata, il simbolo vero dell'associazione, e noi ti diciamo grazie per quello che stai facendo, non solo per noi ma per tutta l'Italia. Quindi noi crediamo e con questa nostra forza, ripeto, guardiamo al nostro futuro, e lo dirò domani nel mio intervento, perché noi vorremmo che il futuro dell'Italia fosse migliore, che il futuro dell'Italia fosse un luogo in cui è più bello il nostro vivere, come dice il Monumento ai Caduti del mio paese, per il sacrificio di chi oggi lo sta facendo. Grazie a tutti, viva gli alpini, viva l'Italia! Grazie, aspetta un attimo. Libero, grazie. Sì, gentilissimi tutti, congediamo il nostro presidente di sezione, rivolgo ancora un pensiero a chi ha costruito questo mondo nella storia, nella notte dei tempi, a chi lo ha fatto nei tempi più recenti. Penso ancora ai padri del bosco, che domani ricorderemo come si conviene, e ricorderemo come quella storia sia a tutti gli effetti una cattedrale a cielo aperto dove ritrovare pace per noi stessi e dove augurarci un rapporto migliore con il nostro prossimo. Qua in sala c'è Gabriella Dalmoro, c'è il figlio di Claudio Trampetti, ci sono quelle persone che hanno rappresentato nel tempo quella storia. Domani alle ore 10 cerimonia solenne. La prima è finalmente un desiderio che ci accomuna agli altri luoghi della antiretorica. Gli alpini non hanno bisogno di mausolei, di sacrari, di cose gigantesche. Quelle sono state costruite per celebrare e per fissare nella storia di una nazione dei punti indelebili. Gli alpini, popolino semplice, uomini di tutti i giorni, i loro sacrari se li sono fatti dal niente. Un crocefisso, un albero, una stele, un luogo del ricordo. Sono i luoghi dell'antiretorica. Domani alle 10 solenne celebrazione. Ricordo che ci sono delle procedure da rispettare, sono stati organizzati dei pulmini, delle navette che dalle 7:30 inizieranno a portare i partecipanti su al bosco.
C'è il distanziamento sociale da rispettare e la mascherina. Nell'area principale della cerimonia, dove siamo abituati di solito ad accalcarci, ci sarà lo spazio per i nostri rappresentanti di sezione, i nostri capogruppo, le nostre fiamme e i nostri vessilli. Avremo la presenza dell'Abaro nazionale, del comandante delle truppe alpine, del commissario di governo al Covid e dell'ordinario militare d'Italia. Ritti a posto, sbarbati, perfetti. Sarà una bellissima giornata. Grazie a tutti, grazie per la vostra partecipazione e per la vostra presenza. Ci vediamo domani per la commemorazione del 50° anniversario di Fondazione del Bosco. Ultima clip, i cori della sezione di Vittorio Veneto all'unisono per l'inno d'Italia. Fratelli